Negli scorsi episodi, dopo aver pulito il campo con il decespugliatore e dopo averlo concimato, abbiamo iniziato ad ararlo. All'inizio tutto andava perfettamente, ma dopo un'oretta circa l'aratro ha avuto un problema che ora dobbiamo risolvere. Andiamo a sentire cosa dice il padre di questo problema qua. Perché si è staccata? Perché si è staccata? Ma si è staccata, no? Da sfilato. Sì, si è sfilata sotto. Cioè sono arrivato in fondo, ho alzato È andato giù. e dopo l'ho vista lì in fondo alla bina. Non so. Ma andavi tanto profondo? Normale? No, è normale. Sì, Anzi il solco sembrava quasi alto. Ma bisogna che te ari. Era sotto sempre quella lì. Te mi hai detto la lita, quella davanti deve essere sotto, era sempre sotto. Non sta sfilata, dai. Si è sfilata, sì. Porco, si è rotto il coso però. Cosa si è rotto? Questa. E cos'è quello lì? Cavalotto. Vedete che le sta scaldando una volta. Ma come mai si è rotta così a caso? L'abbiamo appena messa a posto. Dove l'avete messa l'ala? Dentro, perché dove Te la mettevi qui? non dentro? stava su? Ma dai! Dai, bisogna andarlo alla casa. Spegni il frutteto prima, dai. Spegni, siamo venuti in qua, potevi spegnerlo tu allora. Io mi pensavo che era a tirare una vita. Allora ragazzi, dobbiamo andare a casa per sistemare sto problema. Quindi adesso spengo il fruttetto, il padre smette un attimo di portare il letame. Porca! Si torna a casa. Mi sono sporcato anche tutte le mani, no? Mi succedeva. No, non so che io aveva mia. Come no? Mi giocare in quella. Non resistisce, no? E adesso cosa fai? Lo saldi? Per forza. E dopo tiene? Io vado alla distanza lei, questo qui. In pratica questo qui si è rotto, si è tranciato qua tipo. E quindi niente, si è staccata l'ala. 16 abbondanti. In teoria basta risaldarlo come questo qui dietro e dopo tirare i bulloni e dovrebbe star su. Chiara abbastanza bene, Te l'ho detto, a me mi sembra, cioè quella ala lì era tutta sotto, però non... Ma non te polmia, te serve che ogni ala bisogna che te usi il sforzo controllato diverso. Sì, ma io guardo sempre quella davanti piccola, mi hai detto. Te guarda che le butta bene l'aratro, te vede o no? Sì. Adesso voi vieni a vedere se te combina. Te vedo che sei incerto. No, sono sicuro. A posto. Adesso tiene bene, dai. O si spacca il primo solco. Ok, adesso l'ha girato, così si riesce a incastrare, insomma. È andato un po'. No, appena mi sono accorto ho fermato tutto. Ma quanto hai arato senza? Era in fondo. Mi sono accorto quando era in fondo. Dall'altra parte però. Sì. E se lo avessi perso cosa facevi? Punta. Sì. Puoi farne un altro? Bene, lì l'abbiamo rimesso su. Era ancora così caldo. Fuma ancora. Ok. Sembra a posto adesso. Padre mi ha incaricato di venire a prendere un martello qua. Ah, questo qua. Non vuole niente.
penso. Che te le butta massa giù. Ok ragazzi, aratro sistemato, possiamo tornare giù. Speriamo che vada tutto bene, che non si spacchi un'altra volta, ma dovrebbe averlo saldato bene il padre, dai. Ok, allora adesso torniamo al campo. Il padre ha detto che vuole provare a fare anche lui diciamo un'andata e ritorno per vedere se funziona tutto bene. Ok, siamo tornati al campo. Ok, adesso aspetto entrare lì perché ha detto che vuole venire anche il padre a vedere come ara questo aratro. Senza buttare troppo, però deve arare la Ok, adesso prova il padre a fare un'andata e ritorno e poi proseguirò io, insomma. Allora sembra andare tutto bene, insomma, anche l'ala che abbiamo messo su sembra che non si stacchi, a meno che non si sia spaccata adesso. Cosa sta facendo? Cosa succede? Ecco, disastro? No, forse deve solo alzarlo, regolare al terzo punto. Eccolo di ritorno. In giù è una passeggiata, e venendo in su che fa fatica. Il padre ha detto perché è un aratro vecchio e allora c'ha, diciamo, le ali che lavorano in modo diverso. Alla fine l'aratro non ha avuto ulteriori problemi e siamo riusciti a finire il campo nei giorni seguenti. Questo era l'ultimo episodio, se ti sei perso gli scorsi li trovi qui. Se il video ti è piaciuto zappa un like e iscriviti al canale.